Cosa ci prepariamo di buono e sfizioso stasera? Io avevo questo pane. Grazie, vi saluto. Questo pane di un paio di giorni fa è un panino che dobbiamo consumare, perché avendo preso anche il pane fresco, quindi questo qua lo consumiamo, ci facciamo una bella cosa sfiziosa. Io ci ho messo un po' d'acqua, non troppo, perché non mi piace proprio quella cosa. Si può fare anche con il latte, solo che a mamma preferisce farlo con l'acqua. Quindi chi vuole bagnarlo con il latte può bagnarlo anche con il latte. Grazie, tu cosa stai preparando? Cosa hai preparato? Le uova. Allora, le uova. Dentro ci sta il formaggio e il sale. E lei? Dai, finisci di fare le uova. Io mescolo, faccio ammorbidire un altro po' il pane e torno. L'ho strizzato un po', il pane, ci aggiungo. Dentro l'uova ci abbiamo aggiunto, come si chiama? Il prezzemolo. Il prezzemolo, scusate. Deve imparare anche lei a cucinare, un po' di pazienza. Ci metto prosciutto cotto, ma potete mettere quello che preferite. Mortadella, prosciutto crudo, salame. Per esempio, se lo devo mangiare io, a me piacciono Cotto. questi. Ci ho messo galbanino Ma se vuoi lo posso fare io. e mescoliamo. Ora lo faccio mescolare a lei, però lei non si può, non è in abbigliamento. Prendiamo una padella, olio a piacere e la facciamo in padella. Ecco qua, andiamo a cuocere. Ho aggiunto anche del formaggio grattugiato che avevo dimenticato, quindi ridò una bella mescolata e andiamo a cuocere. Ecco qua, l'ho messa già nella padella, copro e faccio cuocere, fiamma non troppo alta. Eccola qua, io l'ho girata e l'ho messa in un'altra padella perché non riuscivo a girarla, quindi ho preso un'altra padella e l'ho girata e faccio cuocere anche dall'altra parte. Eccola pronta. Eccola qua. Eccola qua, io ci ho fatto anche una bella insalata di scarole con 2 olive con i peperoni, perché io le verdure le mangio tutte le sere, che non le faccio vedere sempre, però le verdure ci sono sempre, perché non so perché avete preso una cosa un po' così con me. Questa qua la dovete provare. Provatela e fatemi sapere e buona cena a tutti.